14° turno del campionato di Serie D per il girone I. In campo allo stadio Fina di Montemiletto, San Tommaso e Football Club Messina. Irpini a quota 11 in graduatorio, a 10 dei quali raccolti tra le mura amiche. Football Club Messina reduce invece da 2 vittorie consecutive rispettivamente contro Troina e Marsala. 4-4-2, questo il dogma tattico del nuovo tecnico Ernesto Gabriele, con Aiello a difesa dei pali, linea difensiva composta da Casella, Fissore, Marchetti e Brunetti, in mediana Giuffrida e Marchetti, con Bevis e Camarata a gire sui binari laterali, tandem offensivo composto da Paolo Carbonaro e Facundo Coria. A dirigere l'incontro il signor Iago Bellis della sezione di Pisa, sui assistenti Fracchiola di Bari e De Chirico di Molfetta. Possiamo dunque passare a raccontarvi il film di questa sfida grazie alle immagini che ci pervengono da Antonio Caroè. Prima occasione subito di marca ospite con questo tentativo proveniente dal binario mancino. Alessandro Marchetti ci prova allora dai 25 metri, il suo destro però sorvola la traversa della porta difesa da Danilo Pezzella. Non si fa attendere la reazione dei locali, che arriva al minuto 7 col tentativo di Tedesco, non riesce però a inquadrare il bersaglio grosso. Al 13° errore della difesa Campania, Tizio serve con la Russo che sbaglia il controllo, ne approfitta Paolo Carbonaro che fa 11 in stagione, 9 in campionato. Stacca anche Ricciardo nella classifica marcatori e porta in vantaggio il Football Club Messina. Sempre più Paolo Carbonaro, l'arciere dei giallorossi, a levare le castagne dal fuoco alla formazione di mister Ernesto Gabriele. Ancora Football Club Messina in avanti infatti con questa azione, con Carbonaro che viene atterrato nettamente in area di rigore. Non c'è nulla per il direttore gara, che lascia proseguire. Tra le proteste della formazione del presidente Rocco Arena, dall'altro lato si fa notare in avanti il San Tommaso con questa buona trama sviluppata dall'Auto Mancino, palla che attraversa tutta l'area di rigore. Si deve immolare un giocatore davanti ad Aiello. San Tommaso che recriminerà anche per questo gol annullato quando Tedesco riesce a servire in profondità all'Eruzzo, il quale batte Aiello quando il gioco era già fermo per posizione di offside. Al 23° però il rosso, diretto all'indirizzo di Matteo Fissore, per questo gomito largo sarà costretto a giocare in 10 contro 11 per oltre un'ora di gioco. Il Football Club Messina, per questa scelleratezza da parte del numero 8 di mister Ernesto Gabriele. Sul finale però di primo tempo ad offendere è sempre e solo il Football Club Messina, con questa iniziativa di Facundo Coria che prova a impensierire il numero 1 Irpino, senza sortire però gli effetti sperati. Squadre alla pausa allora sul parziale di 0-1. Decide sin qui la rete dopo 13 minuti di gioco di Paolo Carbonaro, l'11ª in stagione per l'attaccante palermitano. Si torna in campo nella ripresa subito con un cambio, con Quidadamo che prende il posto di Coria per cercare maggiore equilibrio in campo dopo l'espulsione di Fissore, quando a provarci il San Tommaso in avvio col tentativo da parte di Tedesco. Qui però a rubare palla è Carbonaro, che serve Bevis, il quale si incuna in area di rigore, scatta verso la porta ma davanti a Pezzella perde l'attimo giusto per calciare, fallendo il gol del possibile raddoppio. Poco dopo il cross dalla destra da parte di Casella, lascia lì il pallone, Pezzella prova ad avventarvisi Carbonaro che manca l'acuto vincente, continua ad offendere la formazione di mister Ernesto Gabriele. Qui con Bevis che entra in area di rigore serve un compagno, Pezzella però fa gli straordinari ancora una volta su Carbonaro. La punizione però di Quidadamo che crea scompiglio in area di rigore ospite. Ci prova allora Casella, trovando però Pezzella sulla propria strada. Sulla ribattuta allora arriva Carbonaro, ancora Pezzella, Bevis però sopraggiunge dalle retrovie e arriva il gol meritato di Kylian Bevis che fa San Tommaso 0 Football Club Messina 2. Raddoppia la formazione di mister Ernesto Gabriele, nonostante l'inferiorità numerica va a siglare la gol grazie al proprio esterno funambolico francese. Il classe 93 di mister Ernesto Gabriele mette in ghiaccio la partita. Provano allora a reagire gli irpini, sostenuti anche dai propri tifosi, con questa azione avvolgente che si conclude col gran tentativo dalla distanza che Aiello può controllare, spegnersi a fondo campo. Può avere inizio allora la girandola di cambi per il Football Club Messina, che getta nella mischia Lucas D'Ambros in luogo di Paolo Carbonaro. Scampoli di gara anche per Gabriele Pini, che sfrutterà benissimo la chance concessagli dal tecnico giallorosso Ernesto Gabriele, rubando palla al 94° e facendo San Tommaso 0 Football Club Messina 3. Gioco, partita, incontro allo stadio Fina di Montemiletto e il Football Club Messina a portare a casa i 3 punti. Terza vittoria consecutiva, terzo clean sheet consecutivo. Carbonaro capocannoniere del girone per un FC Messina che si lancia sempre più in zona playoff.